Questa mattina alle 8 ero già qui presente con parte della squadra, abbiamo fatto un primo giro di saluti a tutto il personale e sì, siamo già pronti, siamo già al lavoro. Marco Donadel entra per la prima volta nel suo ufficio in municipio da neosindaco di Roncade, appoggiato dal centrodestra unito con il 50,18% dei consensi, ha battuto la candidata della lista civica Roncade, Viviane Moro, che ha conquistato il 43,11% dei voti, e Vincenzo Todaro, che si è fermato al 6,72%. Una vittoria storica, quella di Donadel in un comune da sempre roccaforte del centro-sinistra. Primo sindaco di centrodestra. Comunque all'interno della mia squadra c'è una forte componente civica. Dopo un pomeriggio di festeggiamenti iniziati davanti al municipio e proseguiti nella sala consigliare, dove ha indossato per la prima volta la fascia tricolore, Donadel si è subito messo al lavoro. A Roncade ripartiamo dall'ascolto dei cittadini e dal rilancio della città perché torni viva e attrattiva. Tanti progetti, spiega il sindaco. Nei primi 100 giorni lavoreremo sul decoro urbano, sugli eventi per i prossimi mesi e sul piano parcheggi. Dobbiamo assolutamente rivedere con uno studio ben specifico, con l'ascolto dei commercianti, dei cittadini, per vedere quelle che sono le esigenze, per vedere cosa si può fare. Altro tema, quello della sicurezza. Negli ultimi mesi Roncade e le sue frazioni sono state prese di mira dai ladri. Mi sono già confrontato, ha detto il sindaco, con il comandante della polizia locale e dei carabinieri. Mettendo in atto tutta una serie di azioni per dare anche degli strumenti ulteriori agli agenti da utilizzare per aumentare quella che è la sicurezza. Il taser? Il taser potrebbe essere una di queste, ma prima del taser io penso a dotazioni tecnologiche, a videosorveglianza, bodycam, dashcam. Entro 10 giorni poi la convocazione del primo consiglio comunale, prima però la presentazione della nuova giunta. L'idea è quella di, entro una settimana, di partire subito e di nominare la squadra.